A San Donà di Piave è iniziato il conto alla rovescia per la tappa del mercato europeo del commercio ambulante, che per la prima volta arriva in città. L'appuntamento è per i giorni 21, 22 e 23 ottobre in Piazza Rizzo, con la kermesse che sarà visitabile dalle 9 del mattino fino alle 24. Ad organizzare l'evento è la FIVA, la Federazione Italiana Venditori Ambulanti, in collaborazione con Confcommercio San Donà Jesolo ed il patrocinio del Comune di San Donà. Un nuovo evento che ravviverà il centro cittadino a poche settimane di distanza dalle Fiere del Rosario. Siamo stati, preceduti da settimane che poco alla volta ci hanno portato sino a qui, dimostrando anche una grande volontà e desiderio della gente di partecipare, di uscire dalle case, di incontrare persone che magari da tempo non si vedevano, e questo proseguirà con questo mercato europeo che abbiamo voluto e attendiamo da tempo. Street food, ristorazioni, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere. Al mercato europeo FIVA si può trovare di tutto in una grande atmosfera di festa, resa possibile anche dalla varietà di paesi partecipanti, ognuno con i propri sapori e tradizioni. Solo per citare alcuni, ci sarà infatti la Spagna con paella e churros, la Germania con stinchi di maiale e würstel alla brace, la Francia con lavanda, saponi, spezie e tovaglie, l'Austria con Krafen e Sacher, il Belgio con birra e cocoretti, l'Ungheria con giocattoli e composizioni in legno. Tra gli ospiti degli altri continenti troviamo invece gli Stati Uniti, Cuba, Messico, Argentina, Brasile, Ecuador, Egitto, Israele e tanti altri. E infine non mancheranno delle eccellenze da numerose regioni italiane. Non è esagerato dire quindi che i mercati europei contribuiscono fattivamente anche al processo di integrazione europea. Rappresentano infatti una vetrina per le città che le ospitano, rivitalizzando il centro storico, restituendolo alla sua funzione originaria e particolare, far incontrare la gente. Dove si porta gente nei centri città si ravviva l'ambiente, ma soprattutto quando si porta tanta gente ce n'è per tutti, e quindi si dà la possibilità agli imprenditori di avere un momento in più con tanta gente, la possibilità di far vedere le potenzialità di una città come San Donato.